Supportare le imprese lombarde che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati internazionali attraverso l'e-commerce e incentivare l'accesso a piattaforme cross-border e sistemi di e-commerce proprietari. È l'obiettivo della delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, con la quale sono stati stanziati 2,6 milioni di euro per il bando e-commerce 2020 Nuovi mercati per le imprese lombarde. Per questa iniziativa 1.800.000 euro sono a carico della Regione Lombardia, mentre 808.000 a carico delle Camere di Commercio lombarde. Milano si rimette in moto e con lei anche la macchina comunale, pronta a tornare alla sua normale attività. Ha preso il via in questi giorni, grazie al protocollo d'intesa sottoscritto dall'amministrazione comunale con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e la RSU, la riapertura graduale di tutti gli uffici e i servizi comunali nel segno della sicurezza per dipendenti e utenti. Saranno tre le azioni principali che consentiranno all'amministrazione di ritornare ai propri uffici e servizi, minimizzando i rischi e i contagi per il personale e per i cittadini che si rivolgeranno al Comune di Milano. In primis, l'avvio di un progressivo piano di screening attraverso test sierologici e tamponi del personale dipendente a cominciare dalle 280 lavoratrici e lavoratori costretti all'isolamento domiciliare e da tutti coloro che dall'inizio del lockdown ad oggi hanno svolto il proprio lavoro in presenza per assicurare i servizi indifferibili a cittadini, famiglie e aziende. Saranno inoltre avviati al percorso di screening i dipendenti che non sono in grado di osservare le misure di distanziamento sociale e protezione individuale per la tipologia di lavoro o per il contesto in cui operano, come agenti di polizia locale e personale socio-assistenziale. Inoltre, grazie alla collaborazione col team di medici competenti, vengono intensificate le misure di protezione e di prevenzione nei confronti di quei dipendenti in situazioni di particolare fragilità per età o patologie pregresse, che vengono inseriti in situazioni lavorative meno a rischio.